La telecamera li vedi da vicino? Non è così No. Gruppo Sassartiglia, un gruppo storico, 60 anni di storia, costumi spagnoleggianti per questi 23 tamburini e 8 trombettieri che ci portano i ritmi della Sardiglia orispanese. Hanno partecipato a tanti festival internazionali, manca ancora la trasferta a Minorca dove si corre una sortilla. E allora il compito di aprire con i suoni della tradizione, giudicato d'Arborea, ci richiama subito alla memoria, gruppo Sassartiglia di Oristano, che accompagna da 60 anni la Sardiglia della domenica, la Sardiglia del gremio di San Giovanni, gremio dei contadini.
vedremo coppia per coppia la discesa agonistica delle Marine. Adesso assistiamo alla sfilata dei gruppi dei pariglianti che vedremo esibirsi più in là, pariglia di Cagliari, Roma Maggiore, Santa Villamar, ecco li vedremo al rientro, il numero 26 una rappresentanza del comune di Guardo Sant'Elena, preceduti però (28 Guasila, 24 la coppia di Genoni), siamo un po' in ordine sparso. La coppia 29, grazie della collaborazione, la coppia di San Basilio. Pregheremo le coppie di avvicendarsi in maniera un po' più spedita. Si aspettava appunto di ristabilire l'ordine della sfilata, la coppia di Austis, seguita dai vicini barbaricini di Ogota.
ancora. La sfilata verrà percorso dalle coppie in costume, c'era già tanta gente in attesa, dunque direi di velocizzare un po'. Alcune coppie di Palermosa, poi a seguire Dorianova. L'assalto, coppia di quarto che montano il cavallo che poi parteciperà anche alle pariglie. Silio Ballao, poi l'inconfondibile costume di Samuveo, due coppie ospiti. Avessero conquistato il secondo posto nella rassegna lo scorso anno, edizione 2009, Samuveo, e poi abbiamo una coppia veramente mini che accompagna l'applauso del pubblico. Questi due bambini di Nora Gugume, Antonello Spada e Martina Azzei. Ottana, abbiamo intravisto poco fa, non vediamo adesso la Puente, il tipico strumento quando i Mertule selezionano. Questa mezz'ora scarsa.
Albert, aggiungo con lei. Anche questo fa Faccio io su guardo. Nella rassegna qui Dolianova dovrà venire di nuovo in costume. Non facciamo l'errore dello scorso anno quando qualche coppia si è presentata alla cerimonia di premiazione già in abiti borghesi. Ed ecco mi pare che arrivi la prima coppia. Costume femminile che qui manca del tipico turbante rosso, che però è più tipico naturalmente delle occasioni di gala. La gonna in panno rosso, larga in piega, con una balza inferiore di broccato giallo. E il grembiule che in genere segue lo stesso motivo della balza. A seguire la coppia di quarto, Claudio Andrea e Francesca Casula. Ecco, Dolianova, ripeto, un saluto alla giuria serve soprattutto per valutare che il cavallo stia Elisa Tuttu. Li vedremo anche esibirsi nelle pariglie alla cittadina, grossa cittadina industriale. La giuria è avanti, ma grazie per la considerazione. Simile il ricco centro dell'Inter Cagliaritano, il costume maschile, si nota la camicia bianca di vino con l'etro ornato da una striscia di pizzo, mentre il costume femminile una cuffia rossa e sopra il velo bianco. Ripetiamo a Semini, Luciano Piano, Elisa Trudu. Guasila, numero 28, Marco Magia Enrica Scano. Parrocchiali Primelle dell'isola progettata dall'architetto Gaetano Cima, e anche perché si viene Saccussa de Sacchigeda, Ferragosto. Abbastanza veloce, dopo Basile la coppia di San Basilio, ancora San Basilio, Ignazio Lecca e Giorgia Di Virgilio. Uno giallenero in saltigli di lana con ricamo floreale, di forma quadrata e ornato con delle frange. Antonio Meloni, una sana, seconda partecipazione.
Aspetta, può fare? Che a seguire oggi abbiamo casa, che fiandro 41. E Francesca Alberto Cura e Melissa del Rio. No, veloce, veloce, no, veloce, messo. Le parine noi abbiamo Sanvito, durante il lavoro altrimenti daremo la classifica che avremo in coppie e vincitrici durante al palco della cerimonia di premiazione. Da qui non potete passare. Da lì non potete passare. Sono stata anche prima, devo andare in pratica perché Io ti metto sopra la... Sì, ma c'è un collega che non l'ha fatto. Prego, accostati. No. Prego, signore. Ok, grazie. Prego. No. Doppia transfena. No. Ricordate che qui sia libero, poi potete andare. Ma non posso dire, davvero. Avete già capito che la famiglia di Torianova sarà prima ad esibirsi. Ricordiamo i cavalieri Antonio Rocci, 28 anni, Luca Zucca, 28, saranno i primi, saranno loro a dare il via. E dai, lo vogliamo anche da qua. Agonismo nel senso che non ci sarà una valutazione, ma l'impegno siamo sicuri che sarà massimo. Ripeto, Torianova, primo premio a Fondi 2010, secondi a San Vito sempre nel 2010 e il secondo posto anche a Bonanni al doppio triplo 2010 e tra l'altro Antonio Rocci il terzo posto alla gincana di Duraminis. Dunque un palmarès d'eccezione per questa formazione abbastanza giovane. Terzi a Borre 2009, Maligna che in recentissima formazione, nonostante l'esperienza dei singoli partecipanti, corrono dal 2007 e li vedremo all'opera anche questa Sorgali, Forti Onorai, un primo posto a Borre nel 2007 e un terzo posto sempre alla rassegna Borrese nel 2010. Poi abbiamo San Vito, la comunità di San Vito che viene soprattutto per amicizia, non partecipa alle rassegne, diciamo alle sfide a premi. Marco Meloni, Sergio Meli, Servizio Cuccu e Mauro Mocco. San Vito è legata soprattutto alle tradizioni del loro paese, dunque vedremo Sarramadura, vedremo Della Urenza.
Ciao ragazzi. Ci sentiamo presto. Ciao. Ciao. Ragazze, però sono due ragazze. Sono in due, sono più di due perché ce ne sono molti nel parco di questi cappelli guarda, non puoi passare e ce la fai correndo, non si vede che due signori che vedi questa cappella rossa, non tornare indietro poi la prova dove dovete andare? In fondo? Dove devi andare? In fondo? Nel parco? Allora ti devi da dietro. Quella ce la fuori, ma quello che dico ti fa tornare indietro. Qua io ti dovete passare, poi te l'ho detto, quello lì se ne andare via. Partono da qui, signora. Le pariglie. Lo scusi, 5.000 cose. Loro sono convinti che partono da lì. E qui arrivano e è finito tutto. Invece è qui che partono. Penso che sì. Boh, e sta naviero. Sì, contento di Sì, come in solito, già che avessi di per auguro, o no? Se le preso andare. Diavolo, così io devo inserire il telefonino. Così vado di serriare. Se non torno io non darlo a nessuno. Va bene. Mi avvicino lì. Va bene. Sì. Da per ripresa a mangiare già faccio i sottomesi. Andava bene, dai, a posto.
Sì, adesso ho preso le carine. Allora è terminata la parte dello spettacolo della compagnia Sinfonia. Prima famiglia! Adesso stanno partendo addirittura, guardate che c'è la discesa un po' i padroni Centro, ha sentito? di Giulianova. Attenzione! Andrea. Sant'Andrea Pius, numero 33, Claudio Magia, salto sulle spalle dei due veterani, Pier Giuseppe Regaglia e Francesco Falchi, con questa figura classica, i due cavalieri latini che salutano il pubblico in questa pista di Dorianova. Pattala, cavalieri di Pattala. È pronto un'altra. Ma Pippi adesso? Ma dicevi a me per la cancella? Saluto al pubblico da parte di Alessio Barranca. Ecco, Polistano, vediamo che si posizionano subito per un 3 su 3, una classica delle corse islandesi, un 3 su 3 tenuto per tutta la pista, e ora dovrebbe essere invece il turno di Assemini. Vediamo se sarà Elisabetta salutare il pubblico, vediamo Assemini, non è Elisabetta, Luciano per dopo sicuramente nelle manovre anche la loro Amazzone. All'inizio della pista e i cavalieri dorganesi con questa discesa d'esordio salutano il pubblico di Dorianova, numerosissimo, c'è un corpo doppio bellissimo. E Luciano Piercarlo, abbiamo un'intesa anche loro da verticale, Sartre come viene chiamato il centro, bellissima figura anche questa per la maglia di Anagume. Qui hanno le loro appuntamento fisso, vediamo un po' se la figura del Sarramaura, ecco che liberano, ecco i piccioni e i petali di fiori. Sarramaura significa proprio questo, ormare le vie durante la processione con i petali fiorare le vie. No, il ferro di cavallo aperto. Antonella, un cavallo ha perso, il ferro di cavallo. Ma rivediamoli, mi raccomando, tributiamo un giusto applauso. Spesso quando sono liberi dalle incombenze della danno fondo alle loro energie, la rilassatezza.
porta davvero maestria nell'esibizione. Dolianova, accogliamoli tutti con un applauso per la loro passeggiata di rientro, padroni di casa. Dolianova. Non so chi mi smentirà, ma così a mia memoria dovrebbe essere la prima formazione che presenta 2 ammazzini. Sant'Andrea Frius, loro l'hanno salutato, hanno esordito con un numero spelicolato, hanno detto Safune, il cavaliere centrale che si sa sulle spalle dei laterali con l'ausilio di Lafune, poi Patana, i fratelli Regaglia, Patana, poi andiamo ancora. No, questo bambino qui di chi è? Torna indietro. Vai dai tuoi genitori. Tu chi è questo bambino? Non lo lasci qui, signore. Non è sempre che si può assistere nella discesa di esordio a delle discese così di qualità. In genere la prima discesa serve a assaggiare le condizioni della pista, abituare le cavalcature alla presenza del pubblico, ma questa sera veramente abbiamo assistito a delle discese di esordio molto belle, molto sicure, di alta qualità. Vedremo adesso nella seconda tornata cosa ci proporranno i cavalieri. Uno con il cappello rosso dovrebbe stare. Mi si sente has cantado, mi si sente
C'è la telecamera, li vedi da vicino? Eh. Io non è che li vedo. No. Gruppo Sassartiglia, un gruppo storico, 60 anni di storia, costumi spagnoleggianti per questi 23 tamburini e 8 trombettieri che ci portano i ritmi della Sardiglia oristanese. Hanno partecipato a tanti festival internazionali, manca ancora la trasferta a Minorca dove si corre una sortilla. E allora il compito di aprire con i suoni della tradizione, giudicato d'Arborea, ci richiama subito alla memoria, gruppo Sassartiglia di Oristano, che accompagna da 60 anni la Sardiglia della domenica, la Sardiglia del gremio di San Giovanni, gremio dei contadini.
Roma, ecco li vedremo al rientro. Numero 26 una rappresentanza della comune di Guardia Telena, preceduti però (28 Guasila, 24 la coppia di Genoni), siamo un po' in ordine sparso. La coppia 29, grazie della collaborazione, la coppia di San Basilio. Pregheremo le coppie di avvicendarsi in maniera un po' più spedita. Si aspettava appunto di ristabilire l'ordine della sfilata la coppia di Austis, seguita dai vicini barbaricini di Ogota. Vediamo se si rispetterà ancora. La sfilata verrà percorso dalle coppie in costume, c'era già tanta gente in attesa, dunque direi di velocizzare un po'. Alcune coppie di Palermosa, poi a seguire Dorianova. L'assalto coppia di Quartu che montano il cavallo che poi parteciperà anche alle pariglie. Silio Sballao, poi l'inconfondibile costume di Sanveo, due coppie osti. Avrei un po' di parlarne da un fondo più in là. Tanto il gruppo dei consiglieri di San Vito, questa è una tradizione di scambio con gli amici di Dorianova. A San Vito stiamo recuperando il discorso delle costume della tradizione antica, ma l'abito
notizia che mi lega al gruppo di Cavalieri di Donianova, gruppo Filetto di Fortetti, che per la quarta volta in questa musicale tutti percorreranno il tragitto, vedremo coppia per coppia, vedremo la discesa agonistica delle Parigi. E adesso assistiamo alla sfilata dei gruppi dei pariglianti che vedremo esibirsi più in là, Pariglia di Cagliari, Ero Maggiore, Santa avessero conquistato il secondo posto nella rassegna dello scorso anno, edizione 2009, San Muveo, e poi abbiamo una coppia veramente vidi, vi accompagna l'applauso del pubblico, questi due bambini di Nora Gugume, Antonello Spada e Martina Zeni. Ottana, abbiamo intravisto poco fa, non vediamo adesso la cuente, il tipico strumento quando i mertule si azionano.